Sono state illustrate a Lignaro, presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, le prime stime dell'andamento del settore agroalimentare nel 2013. L'annata agraria 2013 in Veneto è da considerarsi sostanzialmente positiva. Il dato più significativo e soddisfacente riguarda la produzione lorda, che ha registrato un aumento complessivo del 3% rispetto al 2012, raggiungendo i 5 miliardi e mezzo di fatturato. Un risultato ottenuto grazie alla buona performance delle colture erbacee. Nonostante l'eccessiva piovosità primaverile abbia penalizzato alcune colture, l'andamento climatico dei mesi successivi ha permesso produzioni elevate in altre importanti colture come mais e soia, che nel 2012 avevano subito dei forti cali a causa della siccità estiva. Aumenta anche la produzione del vino, con un incremento del 7%. Con delle politiche veramente molto interessanti di marketing, soprattutto nei mercati internazionali, ci sono state delle buone performance. Citiamo sia quei vini veronesi, Soave e il Valpolicella, ma ovviamente in primis, che non si può più definire un fenomeno, ma è il Prosecco, si pensi più 70% in Gran Bretagna, più 32-33% in valore e in quantità negli Stati Uniti, quindi degli aspetti positivi. Ovviamente non mancano le criticità, ancora in significativo calo il numero di imprese agricole iscritte alle Camere di Commercio del Veneto, sceso a 68.000 unità, un calo che ha riguardato principalmente le ditte individuali, che rappresentano la tipologia più numerosa in Veneto, in aumento invece le società di capitali e di persone. Ma il dato che più preoccupa è il calo nell'occupazione, pari al 14,6%, determinando un calo degli occupati in agricoltura a poco più di 67.000 persone. Sta discutendo proprio in questi giorni la nuova politica agricola comunitaria, che si divide in aiuti diretti e sviluppo rurale, e quindi incentivi a chi resta come professionista di un'agricoltura che cambia, un'agricoltura rivolta alla produzione di qualità, al miglioramento delle produzioni, all'efficientamento, all'export e allo sviluppo rurale, quindi al contesto, quindi miglioramento delle caratteristiche ambientali.